Ufficialmente gli ambulanti in Calabria arrivavano per caricare la merce da vendere, in realtà la loro missione aveva un duplice scopo. La droga veniva divisa in piccole confezioni caricate sui camion che dalla Calabria arrivavano in Sicilia per poi arrivare nei mercatini rionali senza dare nell'occhio. L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia, ha svelato che dalla Calabria arrivava soprattutto cocaina, ma anche hashish e marijuana. Gli acquirenti erano i palermitani, poi tramite pusher veniva smistata nelle varie piazze. I poliziotti hanno accertato che lo smercio dello stupefacente nelle varie province era garantito da una cerchia di corrieri che di professione ufficialmente erano commercianti ambulanti, ma il reddito maggiore lo avevano facendo di fatto anche i pusher. Sono 15 gli arresti per traffico di spaccio di droga, di cui 9 palermitani e 4 agrigentini, un siracusano e un calabrese, eseguiti dalla squadra mobile di Palermo, da quella di Agrigento, Reggio Calabria e Siracusa. Le misure sono state emesse dal GIP del Tribunale di Palermo. A capo dell'operazione c'erano due fratelli palermitani, Giuseppe e Salvatore Bronte, del villaggio Santa Rosalia. Hanno precedenti per droga, il loro parente è stato arrestato in passato per associazione mafiosa. Gli ambulanti, alcuni di lungo corso, erano così diventati anche corrieri, tanto che tra souvenir e abiti da destinare per i mercatini settimanali c'era la droga che arrivava fino a Lampedusa. Gli agrigentini coinvolti nell'operazione sono Salvatore Capraro, 29 anni, e Davide Licata, 32 anni di Grotte, entrambi in carcere, e Calogero Vignera, 35 anni e domiciliari, Angelo Cardella, 46 anni, con obbligo di dimora.